Tutto pronto al comune di Sciacca per il rilascio della prima carta d'identità elettronica. A renderlo noto sono il sindaco Francesca Valenti e l'assessore ai servizi demografici Gioacchino Settecasi. È una rivoluzione, dichiarano, che è al passo con i tempi e con le normative. Gli uffici anagrafici del nostro comune abbandoneranno la tradizionale modalità di emissione del documento su carta, salvo casi eccezionali. Gli uffici anagrafici cominceranno a emettere la nuova carta d'identità elettronica da lunedì prossimo, 18 settembre. Sarà in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito. Sarà dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del cittadino, inclusi foto e impronte digitali. Sul retro della carta è riportato il codice fiscale. Il nuovo supporto prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare il consenso o il diniego alla donazione degli organi e tessuti. La consegna del documento avverrà entro 6 giorni lavorativi dalla data di richiesta all'ufficio anagrafe, presso l'indirizzo indicato dallo stesso cittadino. Oltre a essere strumento di identificazione del cittadino, la nuova carta di identità serve anche come documento di viaggio verso tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. Gli unici casi in cui si ricorrerà al cartaceo saranno situazioni di reale e documentata urgenza, segnalate dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.